ragazze, come state? Vi raggiungo con questo videomessaggio perché come collegio docenti delle medie abbiamo pensato di proporvi un contest, un concorso. Sono certo che avete visto quegli striscioni, cartelli con la scritta "andrà tutto bene". È un buon auspicio di fronte a questa pandemia che stiamo vivendo. Ecco, noi ci teniamo a dirvi che andrà tutto bene se va tutto bene, cioè se io metto in atto oggi quelle misure cosiddette restrittive che il governo mi chiede di mettere in atto, prima fra tutti restare a casa, allora andrà tutto bene. Pertanto vogliamo un po' che voi possiate valorizzare e anche diffondere la responsabilità di fronte anche a queste misure che il governo ci chiede di mettere in atto. E allora, che ne dite di realizzare il vostro "andrà tutto bene"? Io già immagino qualcuno di voi che dice "no, ma io sono impacciato, non so disegnare, non so fare". No. Calma, abbiamo pensato che non necessariamente serve fare qualcosa di grafico, artistico. Vogliamo proporvi di fare il vostro "andrà tutto bene", però potete scegliere una varietà di prodotti. Uno, potete scegliere una foto originale o rielaborata che secondo voi esprima questo "andrà tutto bene". Oppure potete fare un testo scritto, un tema, una poesia, oppure un elaborato grafico-artistico, mettendo in atto tutte quelle tecniche che avete imparato durante le lezioni di arte. O ancora potete fare un elaborato digitale, penso ad una presentazione PowerPoint, e anche qui mettendo in atto tutto quello che uno ha imparato durante le lezioni di tecnologia. Pertanto scegliete voi come concretizzare questo "andrà tutto bene". Poi ce lo spedite alla mail contest@barbarigo.edu entro il 6 aprile. A ritorno, perché ritorneremo a scuola, almeno lo spero, premieremo tenendo conto anche dell'elaborato più originale, l'elaborato attinente al tema, e anche terremo conto un po' dell'abilità tecnica che uno ha messo in atto. Che ne dite? Vi piace come idea? Ecco, speriamo vi piaccia, speriamo possiate aderire a questo contest e possiate realizzare il vostro "andrà tutto bene", quell'andrà tutto bene più originale. Sappiate che dietro questo slogan c'è quella responsabilità che dobbiamo mettere in atto, quella responsabilità nei confronti nostri e nei confronti delle altre persone. Primo fra tutti, rimanere a casa. Attendiamo i vostri elaborati. Ciao e buona continuazione!